Manetei Polsi del tunisino 33enne identificato dalla polizia di Jesolo come il rapinatore di Capodanno, ora in attesa di processo e il risultato essere stato già arrestato con precedenti per spaccio, furto e pure un tentato omicidio nel 2014. È l'esito dell'attività di indagine condotta dal commissariato di Jesolo con la questura di Treviso e il commissariato di Conegliano. Attività che ha permesso di individuare nel tunisino l'autore della tentata rapina del 1° gennaio scorso ai danni di una donna residente a Conegliano e che stava trascorrendo il Capodanno appunto al Lido di Jesolo quando, verso le 3 del mattino, è stata aggredita insieme ad un'amica in via Baffile, nei pressi dell'albergo dove stava trascorrendo le vacanze natalizie. La donna, strattonata con violenza dal ladro per impossessarsi della sua borsa, ma poi fuggire a mani vuote e lasciandola malcapitata a terra dopo averla fatta cadere violentemente con una prognosi diagnosticata in 10 giorni. Vittima che con il suo accompagnatore ha riferito agli agenti di essere stata sorpresa alle spalle. Nelle scorse ore l'arresto, grazie anche alle testimonianze di 2 persone.